Buon pomeriggio e ben trovati. Sicilia 24 Focus torna a tenervi compagnia con un titolo, perché partiamo da là. E il titolo è Occhiu Vivu, come diciamo in Sicilia, quindi stiamo attenti, ma il cuore assolutamente aperto, aperto alla sensibilità altrui, aperto alle emozioni, aperto a qualsiasi disponibilità nei confronti dell'altro, ma anche all'attenzione nei confronti dell'altro, perché a volte piccoli dolori personali possono essere colti quando c'è grande attenzione e grande disponibilità d'animo. È il mondo dei giovani che andiamo ad esplorare grazie a un film che è stato proiettato in anteprima per la stampa, che è tutto made in Sicily e che è frutto di un progetto di un passionario, di un uomo sensibile, regista, sceneggiatore, anche psicoterapeuta, che è con me, Francesco Mazzulo. Buon pomeriggio. Roberta, grazie, buonasera, grazie per l'invito innanzitutto. Allora, quando parliamo di sensibilità, caro Francesco, io ho subito un rimando immediato a una donna che è in collegamento con noi da Palermo, l'abbiamo beccata a Palermo, è raro perché lei normalmente gira un po' il mondo, e che è una sociologa, che è presidentessa di Mete Onlus, Giorgia Butera. Buon pomeriggio Giorgia. Grazie, buon pomeriggio a voi. Non dovevo essere a Palermo oggi, sono rimasta per voi. Ah, vedi, insomma un po' una corsia preferenziale per noi. Allora, ben trovati. Noi oggi parliamo di un film che è stato, come dicevo, presentato recentemente, che si intitola semplicemente Occhiu Vivu. Giorgia, si dice anche a Palermo, no? Occhiu Vivu, attenzione. Sì. Il termine lega la nostra terra. E Occhiu Vivu è il titolo di una pellicola che nasce da un progetto molto delicato, no? Molto particolare, che riguarda un po' tanti ragazzi, tanti figli di famiglia e di famiglie, assolutamente eterogeneo, assolutamente trasversale, perché certi dolori dell'anima che cominciano a nascere all'interno delle scuole in realtà coinvolgono tutti. Vogliamo vedere intanto il trailer di questo film per capire qualcosa. Lo vediamo, il trailer. Hai messo? Occhiu Vivu, allora, che cos'è questo film, Francesco? Intanto buonasera anche a Giorgia, visto che siamo in tre, e ne approfitto per salutarla. Occhiu Vivu. Occhiu Vivu è un racconto dell'anima, è un racconto del dolore di alcune famiglie della porta accanto che non conosciamo. Perché io vivo a Roma, vivo a Catania, ho casa, sono nato a Catania e sono molto legato alla mia terra. E il primo lavoro che lavora veramente con uno screening, una ricerca dell'anima profonda, perché non mi sono mai cimentato in lavori dove si raccontava con la nostra lingua. Ho scelto Biancavilla perché è nato un progetto, giustamente come dicevi, un progetto finanziato dalla Regione Sicilia, che dà questi finanziamenti, che chiaramente progetto scuola sappiamo di cosa parliamo, certo, che non sono bastati neanche per girare il film, ma sono stati un supporto per le spese e neanche. Ma al di là di questo, il racconto nasce a Biancavilla con i ragazzi del secondo circolo, 50 bambini di quarta elementare. E lavorare con 50 bambini è veramente difficile. Raccontare i luoghi, raccontare la flessione, la cantilena, il dialetto, i modi. Le storie. Poi arrivano le storie, perché le storie nascono, il plot nasce da loro e poi io dalle loro storie costruisco sceneggiatura e dialoghi. Dialoghi e sceneggiatura troppo dolorosi. E abbiamo presentato il 27 al Museo del Cinema La Stampa ai colleghi e ho visto un'ora piangere questi colleghi. Alla fine, per un istante, ho detto: oddio, è fallito il progetto. E invece si sono alzati tutti ad applaudire dicendo: no, è un progetto da un linguaggio potente che fa piangere. Perché racconta tante storie che in fondo possono essere le nostre, no? Possono essere quelle dei nostri figli, dei nostri nipoti. Però scendiamo, cominciamo a scavare un attimo. Allora, io ho raccontato le storie che i bambini scrivevano.
Posso chiederti se partiamo da una storia, ovviamente Sì. senza nessun riferimento Certo, particolare, per carità. perché poi tu naturalmente hai sempre un input, no? Rispetto Certo. a quello che leggi. Certo. Cosa hai letto che ha scatenato in te la voglia di fare questo film? Allora, ha scatenato in me il dolore di due occhi di due bambini che mi raccontavano la storia di un papà etilista, di un papà scusa? etilista che Ah. beve, un papà che è ludopatico, che gioca alle macchinette, slot machine, eccetera, eccetera, e che non lavora, si ubriaca, non trova lavoro, e la madre che deve assolutamente lavorare, mantenere la famiglia, non riesce ad andare avanti. Ti blocco subito. Questo che vediamo è diciamo, la parte di questa coppia, penso tu ti riferisca a questa. Sì. La vogliamo sentire il dialogo sin dall'inizio. Eccolo qua. Ora vorrei L'altro, colleghi, l'altro lo dico alla regia, io faccio do delle indicazioni, ma Certo. loro sono esseri umani e già era partito ovviamente Giustissimo. il trailer. Allora, ritorniamo indietro, facciamolo sentire quello che è il dialogo tra marito e moglie. Arriva, eh? Cosa fai per contribuire? Passi tutto il giorno fuori, al lavoro, tutte quelle ore, ed io a casa, a badare ai bambini. Carmelo, non capisci, ho bisogno del tuo aiuto, non posso fare tutto da sola. Domani vado a parlare con padre Egidio e gli chiederò di trovarmi un posto di lavoro qualunque per portare un pezzo di pane a casa. Purché racconterai la verità. Dai, forza, dai. Dai. Ecco, Giorgia Butera, quanti spunti ci sono in questo dialogo? Ce ne sono tanti, no? Sono assolutamente tanti. Allora, intanto io vi dico, io sento un audio molto piano, quindi non ho perfetta... Arriverà, vedrai che adesso ti arriverà, dopo questo segnale cercheremo di fartelo arrivare più forte. Allora, Ho cercato in tanti modi. a questo punto Vediamo anche ti chiedo se hai ascoltato il dialogo, se sei riuscita a sentire il dialogo. No, Allora. non sono riuscita a sentire, mi dispiace, ho provato in tutti i modi a chiedere... Va bene, non c'è problema. Allora, il marito rimprovera alla moglie il fatto che manca da casa perché lei lavora. E quindi tu stai fuori casa, stai fuori casa, io sto con i bambini. E a un certo punto lei ovviamente chiede un aiuto, da sola non ce la faccio, ti prometto, dice lui, che troverò un lavoro. Una settimana dopo lo troviamo davanti al videopoker. È tutta una parte della società attuale, sono tante le situazioni conflittuali di questo tipo. Un plauso al lavoro chiaramente realizzato ed è siciliano nei modi, nei termini. Purtroppo sono tante coppie oggi vivono situazioni conflittuali e alle donne molto spesso viene, nonostante ci troviamo in una società emancipata, siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, ma la donna ancora viene condizionata da delle scelte di libertà naturale e normale. L'invito che faccio subito è quello di dire alle donne di non stare mai a sentire rimproveri simili, perché sono consueti e costanti. Tante volte ce lo sentiamo dire, ma non soltanto in contesti adulti, ma anche nelle coppie giovanili, nelle coppie tra adolescenti, dove ancora le privazioni vengono messe in atto proprio per quella coda che poi tanto coda non è, quella del possesso, del dire decido io quel che tu devi fare. Ecco, questo è quello che accade, come diceva Giorgia Butera, nelle famiglie, ma anche tra i giovani, addirittura i giovanissimi, perché Giorgia ha lavorato tanto nelle scuole, perché Giorgia ha portato tanti messaggi forti nelle scuole, grazie appunto a una campagna importante di cui abbiamo anche parlato in questa sede contro sexting e revenge porn, ma è una campagna che allarga ovviamente alla tematica che tratti nel film. Certo. Ci sono anche bambini che dicono vabbè, ma a me non mi interessa, cioè un tema che non mi coglie, quello della diciamo dell'uguale opportunità, dell'eguaglianza tra appunto i generi. È vero, anche i bambini piccolissimi. Sì, ma infatti lo spaccato che raccontiamo nelle immagini che evidenzia Giorgia è così, è attualissimo, cioè pure
siamo alle porte del 2025 e non ci rendiamo conto che nella porta a fianco potrebbe esserci un dolore di questo tipo. I bambini già, e parliamo di quarta elementare, dicevano: ma a me non interessa, ma a me non importa, e mamma può andare a lavorare, papà è giusto che faccia così. Cioè, quindi io tratto da questi occhi grandi, veramente neri, i nostri verdi, giada bellissimi, che raccontavano di papà che vivevano in questa condizione e che il bullismo era una sciocchezza e che la parità di genere non esiste, non c'è, non è importante. Ecco, posso dire una cosa, chi invece addita questi comportamenti, lo chiedo a entrambi e partirei da Giorgia, poi andiamo in pausa, addita questi comportamenti o questi modus vivendi o culturali a una mentalità del Sud, che tipo di peccato compie, Giorgia? Non è soltanto una mentalità del Sud, ma è una mentalità estesa, ecco, sul territorio nazionale. È chiaro che magari nel meridione c'è una mentalità più radicata, più dentro la famiglia, dentro il focolare domestico. Da questi comportamenti bisogna assolutamente fuggire, subito. E poi si parlava prima di bullismo, bisogna sempre stare attenti. Il bullismo non è relegato unicamente a delle fasce infantili, delle fasce, insomma, generazionali piccine, ma anche al contesto adulto. Invece questo molto spesso non lo si considera. Una donna bullizzata, ma anche un uomo bullizzato esistono, ci sono, e non bisogna accettare nessun comportamento simile. Tornando un po' a quello che dicevi prima, un gap che bisogna andare a colmare è quello dell'affettività. Affettività intesa anche come rispetto verso gli altri, ma anche verso se stessi, e questa frattura sta creando numerose difficoltà nei rapporti interpersonali. Senti, però ci sono figure come quelle di Francesco Mazzullo, come quelle di Giorgia Butera, come persone che credono nella forza della comunicazione. Cioè, io capisco che può sembrare una goccia nel mare, ma mai arrendersi, no? Continuare. Il gap che diceva Giorgia, realissimo, esiste, ma se non partiamo dai più piccoli ad educarli, agli adulti non arriveremo mai. Giorgia. Però dobbiamo anche dire... E gli adulti... Sì. Tra gli adulti c'è di peggio, ecco, altro però, che bullismo, voglio allora, dire. Allora, però ci sono famiglie che vivono quei disagi, ma ci sono anche famiglie che hanno invece altri non c'è modi, alcun disagio economico e di altro tipo. colgono e possono cogliere nei propri ragazzi qualche segnale. Non facciamo finta di niente neanche là. No. Possiamo aiutare. Come possiamo aiutare? Anche perché mi rivolgo in questo caso allo psicoterapeuta. Ma ci vuole, guarda, ci sono tanti modi, innanzitutto l'osservazione è fondamentale. Guardiamo i nostri figli. Guardiamo i nostri figli e non lasciamo correre nulla. Diamo amore, parliamoci. Io attivo un dialogo continuo, rispettoso e dico sempre questo. Non possiamo pretendere che un figlio ti dica: sai mamma, oggi ho provato questo, oggi ho provato quello. Andiamo incontro a questi figli, guardiamoli negli occhi, attuiamo un dialogo rispettoso, noi verso loro, e così loro si apriranno. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra un attimo. Grazie. Siamo tornati in studio con Francesco Mazzullo e Giorgia Butera. Abbiamo, come dire, guardato un po', abbiamo curiosato fra le scene del film Occhio Vivo, che peraltro verrà programmato alla fine di ottobre. C'è stata una gustosa anteprima, ma il varo è alla fine di ottobre. Vuoi ricordare sì, dove? Il 27 ottobre al Cinema The Space di Etnapolis a Belpasso. Allora, c'è un filo che vi lega, sì. Lega i miei ospiti di oggi, che, come dicevo, è la voglia di comunicare, di far passare dei messaggi anche molto forti e molto intensi attraverso le scuole. Giorgia reduce, diciamo, dalla sua presenza in Senato, dove è stato presentato un manifesto importante. Noi abbiamo anche la foto di questo manifesto tutto rosa, che racconta appunto di un progetto che va avanti, il manifesto di attenzione sociale. Vuoi dire di che cosa si tratta, Giorgia? Sì, è un manifesto, prevede all'interno diverse azioni. Abbiamo dato un'annualità partendo da ottobre 2024 sino a 2025 su tutto il territorio nazionale.
il patrocinio è di Federfarma perché lo uniamo per alcuni aspetti, per alcune linee guide, quello che tu dicevi prima Roberta, sexy e revenge porn, però parliamo molto di affettività, parliamo di valore umano, parliamo di emozioni. Saremo presenti nelle scuole, cioè continuamente arrivano mail sia in presenza e online, continuamente arrivano richieste di incontri. Noi passiamo da Genova a Ferrara, Napoli, Ciro lo so. Marina, quindi è l'intero territorio che ci chiama, i dirigenti, i docenti che richiedono la nostra presenza. Lo faremo da subito, è necessario. Noi amiamo il confronto, amiamo educare, formare e soprattutto aver cura. Il manifesto di attenzione sociale noi abbiamo dato un titolo ben preciso ed è interveniamo nella cura della società. Poi io aggiungo sempre quantomeno ci proviamo. So che siamo di aiuto. All'interno adesso finalmente siamo arrivati, ne abbiamo parlato altre volte, ci sarà dal mese prossimo nelle 19.000 farmacie, anche su questo siamo arrivati, il nostro manifesto con un QR code. Poi si arriva alla landing page del sito di Mete dove diamo le nostre indicazioni per aiuto, siamo sempre disponibili. È una necessità molto forte perché prima di arrivare al sexting, al revenge porn, comunque tutti al bullismo, al cyberbullismo, abbiamo una parte consistente che non viene molto considerata, che è quella del valore umano. È un valore che si è sgretolato. La famiglia ha delle mancanze importanti perché quello che si diceva prima, giustamente, non si ha l'attenzione specifica, i segnali del disagio esistono sempre. Ci sono, assolutamente. Sì, Allora andiamo a scuola, andiamo in questa scuola di Biancavilla dove ci sono questi attori in erba che nello stesso tempo hanno stimolato tanta scrittura per Francesco Mazzullo e sentiamo un po' cosa dicono. Coppie e scriviamo un breve dialogo su come promuovere la parità di genere nella nostra scuola. Certo maestra, e quando un uomo uccide una donna perché è donna? Maestra, perché succede? Siamo tutti uguali. È vero, ma non tutti lo capiscono. Esatto, occorre ricordare ai vostri compagni che siamo tutti uguali. A me che me ne frega, non mi riguarda. Luca, rifletti su quello che dici. E poi ha riflettuto Luca su quello che diceva? Ha riflettuto ampiamente, ha riflettuto. Avete visto che colori che ci sono di questi bimbi, no? È bellissimo. E queste parole che tu hai sentito sono parole reali. Reali. Chiaramente in qualche tratto non edulcorate, ma riadattate per avere una linea logica filmica. Ma quello che è il contenuto è la realtà. Cioè io ho raccontato uno spaccato della realtà di alcune famiglie che grazie a Dio non è tutta Biancavilla perché è splendida, quindi no, per carità. Per carità. È chiaro, no? Però raccontiamo una bella cittadina con un complesso storico bellissimo, Villa delle Favare, una chiesa bellissima, una cattedrale bellissima, ma realtà che possono accadere in città e come diceva correttamente Giorgia, li troviamo a Bologna, a Milano, a Torino, a Roma, dappertutto. Ecco, questo è un circolo didattico. Questo è il secondo Quindi circolo stiamo parlando didattico. di bimbi di quarta elementare. Esatto. Ora Giorgia, quanto più si va avanti e se i problemi non vengono a essere, come dire, portati a galla, no? Tanto più si aggravano probabilmente, si radicano e portano a guai peggiori. È quello che hai potuto constatare? Esatto, è sempre l'imprinting iniziale che poi genera la vita di ciascun individuo, che sia uomo o donna. È chiaro, una donna ha comunque delle fragilità, una bambina ha delle fragilità, delle sensibilità ancora più particolari, ma è tutto quello che accade nei primi anni dell'infanzia, ciò che si apprende, che si assimila, che si ascolta, che poi viene lavorato e generato e va a formare un'identità. Indubbiamente è un'identità in continua evoluzione, in mutamento, come dice l'illustre Ferrarotti, però tutto accade in quei primi anni e bisogna stare attenti a confrontarsi con i bambini anche alle scuole elementari. Lo si può fare, lo si deve fare, perché si assimila.
Ecco, io quello che volevo chiedervi, perché mi immedesimo in le persone che magari ci stanno guardando e cominciano a pensare forse dovrei fare qualcosa, forse dovrei muovermi in qualche senso, perché molto spesso con i ragazzi, con i bambini, se si affronta di petto una cosa vanno in protezione, no? Perché poi certi dolori diventano difficili da raccontare, come una sorta di pudore della persona. Ecco, come bisogna muoversi quando ci si accorge di questo? Dialogo. Un dialogo che sia un po' più ampio, che non vada dritto. Che non vada dritto al cuore direttamente del problema, Ok. ma che sia dialogo. L'apertura al dialogo risolve la maggior parte dei casi. Giorgia. Sì, tra l'altro adesso esiste un competitor molto forte che è la tecnologia, sono sì. i dispositivi, perché i bambini hanno un accesso facile, diretto e immediato con il mondo e poi invece la famiglia tenta di filtrare. Questo chiaramente non aiuta e non favorisce. Io ricordo un dato detto in una delle nostre conferenze istituzionali dalla ministra Roccella e lei dice che già a 6 anni avviene il primo contatto, pensate, con la pornografia digitale. Certo. Quindi come possiamo noi pensare di filtrare dei messaggi, ovviamente magari non su questo aspetto, ma anche, e poi invece loro ne usufruiscono liberamente. E allora la società attuale, le famiglie attuali devono adeguarsi e quantomeno stare di pari passo. Anzi, possiamo Possono dire con stare occhio insieme. vivo? Devono stare con occhio vivo? Mi sembra proprio assolutamente pertinente. Così è, No, tra così. l'altro mi fai No, pensare, Giorgia, a un recente appello di Don Fortunato Di Noto che chiaramente da sempre, no, si occupa del gravoso tema della pedopornografia online, che ha lanciato un ennesimo grido di allarme sulla messaggistica istantanea che arriva nei cellulari di tanti ragazzini, bambini, addirittura con immagini proprio pedopornografiche. Quindi è un mondo, un universo davvero complesso, quindi anche fatica di genitori di questo tempo, diciamo la verità, non è proprio la cosa più facile del mondo. Parlare, continueremo sicuramente a farlo anche noi e continuerà a farlo Giorgia Butera, ne sono sicura. Prossime tappe, signora Butera, che mi dice? Sono appena rientrata dalla mia amata missione alle Nazioni Unite. E quindi un attimo di pausa. No, non c'è nessuna pausa. Nessuna pausa. Io quando sono a Ginevra al Consiglio dei diritti umani, oltre all'eccellente ma anche faticoso lavoro che da lì viene svolto in quanto delegata ONU, però ne traggo un beneficio immenso e quindi sono appena rientrata. Io ho fatto Ginevra, poi sono stata in Senato, sono qui, devo ripartire, ma ho preferito fare un collegamento sano piuttosto che come spesso succede tra aeroporti vari. Grazie Giorgia, grazie davvero, sei Spero sempre... di venire presto a Catania, Io ti perché mi invito. manca da un po', perché sono sempre in giro. Ti invito subito. Torno presto. Grazie a Giorgia Butera, buon lavoro con Grazie a la voi. tua meravigliosa attività di Meteonlus, sei veramente, come dire, preziosa in tanti campi. Vogliamo ringraziare Francesco, oltre a te, tutti gli attori, professionisti, non professionisti. Occhio vivo, perché lui ci guarda tutti e già ci proietta in un nuovo film, no? Già hai un'idea? Già ho l'idea. Ha un'idea, No, eccolo io- qua, questa è la sì. locandina. Io volevo Allora, approfittare per ringraziare almeno i protagonisti, Certo, perché la fallo lista è subito troppo perché lunga. siamo in chiusura. Velocemente, quindi Olivero Andrea Zega, Maria Rosaria Russo, Ginevra Carmen Napoli e Lorenzo Greco, e poi Silvia Emmi, Davide Vabbè. Gullo, i miei aiuti registi Michaela Rocca e Davide Gullo, Egidio Punzo, ce ne sono tanti, ce ne sono ci vorrebbe tanti. un'ora Allora, per raccontare. buona visione e buon pianto, perché mi sembra che quello scaturirà dalla visione di Occhio Vivo, e parlate sempre e apritevi sempre, perché è la chiave per risolvere tanti problemi. Grazie davvero Francesco e buon lavoro per tutta la tua meravigliosa attività di insegnante, che è ovviamente il tuo grande amore, la tua grande passione, ma con un cuore che ti fa esprimere sempre in cose di grande sensibilità. Tutti voi grazie per averci seguito. Oggi è giovedì, domani alle 14:30 avremo il calcio con Marco Carli. Grazie per averci seguito.